Spopola anche nel Bassanese il Black Friday, il fine settimana di sconti eccezionali prima dei saldi invernali di gennaio, che in alcuni casi può protrarsi anche per più giorni. I negozi li attuano sfidando anche lo shop online che spopola soprattutto tra i più giovani, ma non tutti ne vedono la concreta convenienza. Sta andando bene, direi molto bene. Quanto pesa lo shop online in generale rispetto al negozio fisico? Oddio, per noi diciamo che il shop online è più comodo, però a livello di negozio devo dire che un contatto più umano è sempre come dire, più gradito. Ma soprattutto per i giovani magari è più facile farlo, diciamo i non più giovani preferiscono provare, poi c'è contatto umano. La gente secondo lei preferisce comprare online? Sta diventando un po' una moda anche quella, troppo. Molta gente guarda per poi, se non abbiamo l'articolo, lo prendono online. Finché era un venerdì, magari anche i negozi accettavano l'idea di perdere un po' di guadagno, ma concentrare le vendite su una giornata. E invece adesso è sempre. Le nostre clienti hanno sempre un grande entusiasmo quando proponiamo questi giorni di sconto. Sicuramente per noi commercianti è un po' un impegno un po' più importante, perché proponiamo degli sconti in piena stagione, quindi per noi è un po' più impegnativo.